siete del secondo? Terzo. Ah, ultimo. Poi non Secondo one, idea. Rete. Ciao a tutti carissimi, siamo a San Silvestro il 31 di dicembre e siamo a Trieste presso il castello Miramare. Siamo perché ovviamente non poteva mancare Davide. Ciao a tutti. E oggi appunto siamo qui in visita e vediamo cosa riserverà questo castello. Preannuncio che non parlerò molto perché penso non ci sia tanto da dire, ma molto da guardare. una foto? Ma dopo non la metti nessuno. Ma neanche. Come saltare. Anche se Siciliano è poeta, scriveva con una poesia e bisogna fece ritrarre, Carlotta si fece ritrarre e, per onorare quelle zone come una nobildonna brianzola. Quindi questo è così colorato, il fiore rosso e brianzola in realtà. Adesso mi si un po' tutta per oggi. Quest'anello doveva essere restituito al papà di Mario, infatti questa ragazza era principessa brasiliana, quindi era veramente innamorata. Invece il matrimonio con Carlotta era un po' insomma, sì, ma anche si piacevano, però insomma. Questi che servono di pagare. Le vecchie sedi che Massimiliano aveva nella Zambia, cioè la sua prima residenza in Palestina, e Massimiliano, questo signor ricchissimo, detestava gli sprechi e diede ordine esplicito che qualsiasi pezzo di mobilio che poteva ancora essere utilizzato doveva fare che Massimiliano non usava il castello per un motivo, perché lui amava l'esotismo. Il problema è che gli italiani si mettono a chiamarlo Miramare sempre, perché il stile appare che sono anche spagnolo, quindi abbiamo quasi praticamente rispettato il volere di Massimiliano all'interno del posto. Allora, Un cambio di. che mia cognata, insomma, che praticamente è una cinghiale, ecco, esatto, tutta l'Europa cerca di aiutarlo, anche Vittorio Hugo, lo scrittore, che il nostro Garibaldi, tutti cercano di intervenire e supplicare il presidente del Messico di salvargli la vita, ma niente da fare. Carlotta, disperata, parte da
Io qui più o meno per i miliardi di fondi. Ma sì. E questo è il punto dove fare fotografie. Ecco qui. Eccoci alla fine del giro del castello, purtroppo non si è sentito niente perché avevamo un dispositivo auricolare, quindi la guida si sentiva solo appunto in vicinanza. Il castello qui alle nostre spalle, vedete, sembra più grande dentro rispetto a come si vede da fuori. Sì. E niente, speriamo vi sia piaciuta appunto questa visita così non parlata né niente. Sarà strano vedere in post produzione il risultato di cosa ne uscirà. Intanto qui do questo... Soprattutto perché c'è anche molta gente, per cui trovare il tempo e il momento per riprendere non è semplicissimo. Giusta puntualizzazione, infatti tra la comitiva nostra più i clienti indipendenti era un po' confusionario a tratti. Speriamo che il risultato sia comunque soddisfacente. Con questo noi vi salutiamo, qui da Trieste e da Castello di Miramare è tutto. Buon Capodanno. E ci rivediamo al prossimo video escursionistico, drone, quello che sarà.